Saluti a tutti, amigos e amigas da Rattiasa Novas e ben agattaus, ben agattadas a questa puntata noa. Sa de 14 de sa rubrica che si vota da in giro per sa Sardigna per scoprire che li punti is eventos culturali si de importo e su voi da vinzas a questo momento de libros, de discos, de presentadas de festival puru, de musica, de uno scanto de attividades e de artis. E beh, e oggi depois vuoi dare de un festival che tiene invece un altro protagonista che è sul romanzo storico e con me, pondi vuoi dare, ha convidato a Lucia Cossu. Ben agattata Lucia? Ti do grazie a Miriam e sono contenta di essere in noghe con te così. Grazie a Dio, sono molto contenta perché si deppi spriccare tutto questo programma di questo festival che si serie storicamente, che è un festival bello, però devo regionale in tutta questa puntata di Novas, devo iniziando in di presento, come sempre. Lucia Cosso è giornalista, studiosa di lingua sadra, operatore culturale, di poesia, fai non so che manne cose, ti occupa, fai si vince sa programma senza in televisione, però se si vince sa professore di storia e letteratura, mi sul liceo Convitto de Castello. Organizza e coordina numerosi eventi culturali, dedicati a letteratura sadra, a lingua, a storia, a premi letterari e a tradizioni popolari di questa terra nostra. Iniziando su commenta presentatore si pigliava a topios culturali in tutta la Sardegna, presenta libros, t'occupas de festival commente punnai Sei in Storia, che è un festival però dedicato ai giovani e a su mondo della scuola e a gusto che è storicamente, che è su festival del romanzo storico promuovio dessa socio intercomunali Isperas, Berusu. Però tu sei pure una che fa di premio de poesia, de letteratura, commente poi il concorso su presidente del suo concorso di poesia e prosa sarda Tiu Perasulis, sono se versos de memoria, de Donara, su concorso di poesia Gavino de Lunas, de Patria e membro della giuria di uno scanto concorso di poesia. Insomma, tu fai sei proprio un'operatore culturale e su 100%, su poi fai tutto sempre cose dedicate al suo mondo dell'arte e della poesia sadra. E poi pure un romanzo storico. Sandosu, fu dauso de questa assozio culturale Speras, che è un assozio che pone in pari uno scanto de Biddas, de su Meilogu e de su Villanova, Berusu, canto i punti Biddas, che punti... Spera se il nascedo 20 anni fagede, è uno sozio culturale intercomunale e l'importanza manna sua è che naschede propone parisi di vescios comunes e tanto amos a intro dei speras Potu Maggiore, Mara Padria, Semestene, Cossoine e Romana e questa sono salbiddas che va in parte de isperas che è uno sozio che su nome già è de impolto isperas, bonas isperas e questo nome è stato un regalo di suo poeta mano de Potu Maggiore Antoni Maria Binna e torniamo sempre in cue, sa poesia, sa lingua salda, sa letteratura. Che è Samore Manno. Samore Manno della vita tua, stava in manna, però di voi, finza nel suo traballo, ti occupa di poesia, di storia, mescamenti di storia, poi sei professore pure di storia, e pensando su questo assozio, tu si nasce 20 anni, già di 20 anni, e tu in questa vita a traballare in pari, a collaborare, e tu in che è in area su sa caratteristica prosu de importo de questa rezza intercomunali, de questa assozio. 20 anni su Numeda, su sozio il nascido in su 2015 e di vescios anno il fagede. Si vai dai di ispopolamento, ma non gai meda. E sa gente vi paga meda, ma no come te como. E sono sozio di impolto che erede fare tribagliare varisi tutto sos comunese, tutto questa albidda, sa chi sono manna sa bicocca, sa chi sono a facca, chi sono all'accana, ma chi non tribagliano quasi mai parisi. O finza sa tribagliano parisi, ma a su sozio è di impolto che erede fare cultura parisi, tutto parisi, e tanto cultura letteraria, poesia, arte, de tutto.
E storicamente nascede proprio con questo intento, de vagare in solo col belloso, de vai dare de cultura, de letteratura in solo col belloso che noi si tenimoso. Bonuighino de Mara, Bonuighino este un luogo de impoltumano, Bonoisi, este un luogo bello, garrigo de storia. E su Bonuighino este è su simbolo di molnare le vinzas de isperas, tribagliare dottubarisi. Tribagliare parisi che narrare, giugare, attire in questa albida al minores, iscrittores. E abbiamo cominciato in su 2015, diversi anni faghe. Attire iscrittores in sos comunes minores e non andare noi in salbida al mannas a intendere sos iscrittores. E questo è de impoltu, quasi un momento su un attobioso de finza sa de divertimento, in una gente a toppa da ista parisi e ista bene parisi. E a Pubbio che quest'anno, vedete su programma è bello ricco, che quest'anno pica davanti vinza su comune di Monteleone e Roccadoria, pensando se sto paghetto alla diausa, Sarrezza, se sta alla diada non pago, pensando su questa ito in naipo, posatro su questa spainatura de Sarrezza, questa ribai plus atteso, pensa a imprassai a trullausa tra vidas. Tanto storicamente tribaglia da Occanno a Mara a Semestene, a Padria, e tribaglia da Romana, abitano a Monteleone e finza a Monteleone Roccadoria. Tenere più il biddas a este de impoltumano, casemuso de biusu. Este una vaina de impoltumano vinza, sì. Che este meda mattanosu, ma este più il bello. Casemus Tottubarisi, e Tottubarisi faghimos a biere, mostramoso solo col bello so chi tenimoso, attimoso sa gente a biere solo logos culturales e bello so chi tenimoso, su baratu de sas iscolas a Biddanoa, Bonuighinu a Mara, totu sa scheggias chi tenimoso, sa scheggias più bellas, e tanto sa gente enidi, ista con noi, si intende sas istorias, de sos romanzos istoricos, ma biede vinzas custal biddas, e tanto sa bidda si anima da vivere. Vividi poi te arriva da sa gente de ogni vatti de sa Sardegna, vinza da altro luogo, de Italia, non scio de gente strangia. Emmo. Sempre. Chieghere, ad esempio, certo. Sono scrittore beni da me dal logo, no, da mare fare pro scattotto su pubblico. A sa gente che anda dai sattovi. Certo, su programma moi de usabili, poiché su un programma che pone in impari nomini sadrus e nomini già più connotos in Italia, però da mi aveva delle referenze sul fatto che mancai questa cosa de averri a tru logos poi di mancare serriai a gente che vivi in altro territorio su e bindas all'accanantisi. E mo quando amoso attidu Lucarelli sun benni doso spulmanas da Oristanisi. Gente da totue, amo sempre dentro gente de impoltumani, scrittore semanos, e tanto sa gente enidi da totue, finza sa dai Casteddu, dai me dal logos, este un festival me da partecipato, in cui partecipa da sia sa gente de solo col nostro, sa gente de su melogu, sa gente de sue dei Danoa, ma finza sa gente de tutta sa Sardegna. Certo, poi sicuramente, storicamente, sul Festival del San Romanzo Storico, è unico evento dedicato al San Romanzo Storico in noi in Sardegna, vero? E invece in Italia ci sono Sueduoso. In Sandoso c'è una collaborazione con questo festival. Amo stento Matteo Struccul come ospite in una edizione. Casatero Festival este su de Matteo Struccul, che è un iscrittore manno del romanzo storico. Su romanzo storico puite siamo lettores mannos del romanzo storico, settando questa storia a piagene meda a tutto, piagene meda in su logo, ma in Sardegna, in tottue. E tanto este fidi una idea innovativa questa de attire, questa de vaghere uno festival del romanzo storico. Abbiamo cominciato in su Duamizza e Battoldighi, noi siamo firmati pro su Covid, che è stata un momento vero, feumeda, è stato difficile tornare a cominciare, e come abbiamo tornato a cominciare con gente nuova, in su sozio il vintrada tanta gente nuova, feminas, omines, piseddas, e questo è de impolto, gente nuova. Gente che chiede tribagliare parisi, stare parisi, valorizzare salbid dal nostra, siamo pagos, ma
Kerene, isto a Casteddu, isto in Casteddu, ma isto so Kerene stare in Salbidas in Soro ed este custu de impoltu mannu. Certo, poita custa su valori, su significado de custa rezza. Noi sti scetti custu de fregai, custu momentu, custu festival, ma finzas de creai atros attobius e atros momentus a regionai in pari, po traballare in pari, e insandus custu, naroso che custa rezza intercomunali, custa socio isperas, esti puru un laboratorio, podeus nai, po de ideas, po su territoriu, po bogai insandus atros progettos, atros programmas, ca podent essi finzas non scetti de natura culturali, comente custu festival, ma finzas puru sociali, prus accappiaus a su territoriu, a sa scola, mancai. Già che sa scola tende un ruolo, giocat un ruolo de importu. Tu lu scisi bene, poita traballas puru in sa scola, insando lu scisi sa ruolo umano che tende in sa scola, prus ca totu in logus pitticus, in bidas pitticas ca moi mancai si funt unu pagu sboidendi, insando su toccat a mantenni frimmas, a mantenni frimmas is reginis in su logu a undi funti. Mos iscola est de impoltu di aberu mannu, noi si attimos sempre iscrittores e iscrittoras in s'iscola. Tenimos su liceo scientifico a Potomaggiore e attimos iscrittores in ie. Amos attire iscrittores e iscrittoras como cum storicamente e amol battidu in su liceo Barbara Schiavulli, una giornalista che come est in sa flottiglia, issa da faeddadu a sos piseddos e a sas piseddas, e isso so vini contento il meda. E storicamente è solo una delle attività di su socio, faghiamo diverse cose, abbiamo fatto un attobio dai Bagobro a baidare sa luna, e tanto attobio de donzi manera, abbiamo abbaidato sa luna, abbiamo mandicato, buffato, siamo bissato sparisi, e isperas a manizza da medas attobios, de donzi manera, de donzi poso spizzinnos, laboratorios, momentos diversos, corsos, seminarios, bisogno diversas animas, e duncas non solo liberos, ma vinzas a totte atteras attividades musicales e culturales. Amos fatto un attobio custistiu de vintage, e tanto e bividi gente meda, ma meda. E che fatto de vintage? Bividi, amos aggiamadu chi è pode vendere vintage, e tanto bividi donzi cosa, e vinza musica poso il giovanos, il bistato una serata di aberu bella, con meda gente, meda partecipata, e isperas a tenere di aberu medas animas, non solo s'anima de sul liberos. Certo. E poi arrivato a su festival, a su programma del su festival, questa è sa de 7 edizioni de storicamente, e andato a scrucculiare bene tutte le datas del su festival che inizia su 4 del su mese la Damini, sabato, in Villanova Monteleone. Su prima attobio è 5 mesi in su palato dessas scolas, storia del secolo breve si sera da questo primo panel poteus nai, poi ci funti due ospiti di importu, storia del secolo breve che è su 900, commenti Eric Hobsbawm, mi ha serrato su 900 su secolo breve, su secolo pittico, no? Raffaella Fanelli, La verità del freddo, la storia e i delitti in retroscena, l'ultima testimonianza del capo della banda della Magliana, Chiare Lettere 2018. Questo testi sul libro che ha descritto Raffaella Fanelli, che è un ospite manna. Ita si può contare di questa ospiti che arriva da in Villanova a Monteleone, poi si portare questo libro. Raffaella Fanelli è una giornalista manna, è una giornalista d'inchiesta, essa tribaglia da faghe chilcas sopra del misterioso dell'istoria contemporanea. E Raffaella Fanelli ad essere a Bidanoa Monteleone, in Bidanoa Monteleone su Battoro de Santuaine, e finza in scuola su Battoro a Manzano, in su liceo scientifico, e dunque a fare dare vinzas con sos piseddos e con sas piseddas. E su sette, sempre de Santaine, ad abbennere a Casteddu, in si scuola mia. E tanto vinzas a sos piseddos e sas piseddas a mias, certo, a conoscere e finzas a totus as quintas de su liceo scientifico, de su liceo convito de Casteddu, a conoscere Raffaella Fanelli, sul misterioso mannoso
desistoria contemporanea, sa banda de Samagnana, Emanuela Orlandi, ite successo, chi este il freddo, chi este Abbattino, ite nos ha contato, este ad essere un momento, un attobbio de impoltumano, e Parisi beste vinzas a Daniela Porto. Issa este un'iscrittora e una regista. Amoso a fai dare gonissa de su liberu e finzasa de su film Il mio posto è qui. Questo este su liberu, su nomene de su liberu e de su film, e este una storia de creschi da questa femmina che chi appustisi de sa guerra tenede un pizzino che enza marido e issa creschede. Este un'istoria de dirittos, un'istoria di aberubella. E in noghe amoso vinzas su goro dei Danoa Monteleone, chi fa de 30 anni de attività, este un compleanno, e tanto che rimoso festeggiare Parisi, vinzas cunissos, e deoso sa presentadora de questo attobbio. De questo attobbio, Sandoso e os entrai proprio direttos in su vivo de questo programma con tui, che presenta sa questa due scrittora e una finza sa regista, poiché esabili su film Il mio posto è qui. Deita fuedda da questo libro e questo film, questa storia. Este un'istoria di una femmina calabrese, su libero est iscritto sul dialogo, sono iscritto in calabresu, ed este bellumeda, che due leggese in italiano su conto desa storia, e quando isso vai dana solo in calabresu, ma si comprende tutto. Certo. Este un esperimento bello, un esperimento resessido. Este questa storia di questa femmina che tenede un vizu, siamo su in su 40, tenede un vizu, su marito, su biseddu mori in guerra, e tanto issa deve affrontare tutta sa mattana manna de crescere questo vizu in sa Calabria, de sos annos 40 e chimbanta. La guerra in fagre coggiare con un uomine che sa no amada, e tanto conosche de questo uomine, chi la zua, da chi la azzuare. Este un'istoria de greschida, de dirittos de sal femminas e de sos omosessuales. E qui e dunque este un'istoria di davvero de impoltumano, chi emoziona, un'istoria bella. Chi vini di... non d'una rauso. Bene, naramos. Bello meda. E su film è proprio picao de sul libro, pensando sa matessi storia, però fatta fuori in film. Però è un film che è proso de finzioni, quando sonai, o è un film questo puro entre documentario e finzioni? Este un film realista. Este un film di Aberu Medabellu, con attore bravoso. Realista, este un film pare di girato annos e annos faghe, girau beremeda, este storia de su liberu. Ok, non ero questa cosa, poi venite. Certo, non devo su bogare su gusto de du castiai, si interessa per questo film, e se usa su 4, sa di 4, sa primo dia, ai 8 e mezzo c'è adesso sa proiezione di su film. Arribaus a Domenico e andaus a Mara, sandos de Villanova, Villanova Monteleone, Berusu, andaus a Mara, poi e 10 e mezzo da mangiamo, in su santuario de Nostra Senora de Bonuighino, c'è adesso un altro panel, un altro tobio, così si vede i Templari. Questo è stepidessi bello, mi piace, già mi bio su misterio, sa tutto cosa che avrà gente in meta, no? E ligitori, sia sa gente che magari sighi di questo genere. E due fonti i ospiti in questo caso, Barbara Frale, che è un'esperta dei Templari, poi tessa di scritto La torre maledetta dei Templari, poi Newton Compton in su 2020, e L'idolo dei Templari, porrà i libri in su 2022. In Parigi c'è Massimo Rassu, che fu l'abbigliamento dei Templari, questo sul libro su, si gusta annettotto, pari con Fabio Marcello, che adesso è su coordinatori de questo attobio. Itta si può anticipare de questo, itta si deve aspettare de questo attobio. Questo è un attobio de impolto, su un totto attobio de impolto, ma questo è meda particolare. Fai damoso de Templari, e sos Templari se piagene meda, sono misterioso chi piagene di Aberumeda, siamo a Bonuighino, in un luogo
deciso, bello, mano. Barbara Frale è un'istudiosa. Questo libro sono duoso, ma essa ha descritto di avere un medas e meda libero. Un'opera sconfinata. Issa è un'istudiosa e un'archivista del suo Vaticano, tribaglia in su Vaticano. E tanto issa ha potuto leggere, biere, documentos che non posso leggere e tu ne manco. No, issa ha un privilegio umano. Più su Dan Brown, forse. Più su Dan Brown. Issa è meda connota in ambiente de sos templares e pensiamo che da bene meda gente può la conoscere. Este sa prima volta viene in Sardegna e non presenta da me dal libero. Issa studia, tribaglia in archivio del Vaticano, anda da me in televisione, ma non presenta da me dal libero in giro e tanto este un scoop di molnarre, este di avere dei impoltu. Massimo Rassu invece è un studioso, issu pure ha descritto un montone mano de libero, questo este forse ultimo, non ha descritto qualche cosa fizza poi. Massimo este de Castello, ma este originario de Potumaggiore. Ok. In cui c'è un leon giuvotti con suo territorio. E issu non da considerato, issu este su chi ha cominciato suoi studios de sos templares in Sardegna e non ha considerato issu a chiamare Barbara Frale. L'amoso corteggiata, devo essere sincera. L'amoso corteggiata e Fabio Marcello este finzasi su un studioso de templares, este un giornalista, este di avere un giornalista meda bravo e tanto ad essere un attobbio garrigo de misterio e amos a biere. Ma adesso è possibile, commente sempre, a comprare il libro in cui c'è adesso una libreria che cura da questo sta vendita dei libri su agenti in cui si vuole ascoltare questa presentata, però poi si compra da sul libro e si tu leggi. Poi un po' gusto puro ci funti festival, no? Poi deppio su Vinza fai bene a sta gente sa gana de du su leggi, de du su comprare il libro su. Ma che poi si può in Vinza sa piegare in sta biblioteca, però Deo so chi mi piace un libro mi do compro. Tu pure? Deo do radomo ogni volta con de che libro so diverso, garriga di libro so a pieno, batto il domo so di libro so, non so brullende. Non ci credo. Tenzo libro so in tottue. Amo so sempre esa libreria de Coinè, de Tattere, de Aldo Addis, chi non sighi di isu bende ende de sempre so libro so può a noi. Questo è un servizio de impolto. Certo. Sal biblioteca sa sono de impolto umano in salbi dal nostra e non solo in salbi dal nostra, ma chiedere comprare su libero la da poter comprare vinzasa in sosatobioso. Certo. E appunto i Sammerisi spostato a Semestene, poi andate 5 mesi a Sagresia parrocchiali del Santo Giorgio, posso Sattobio storie dal romanzo storico, pensando su storie puntini dal romanzo storico, bello, mi piace di questo titolo, è meda evocativo, vince carico del mistero questo puro, con Cosimo Filigheddu, che presenta dai suo puro sul romanzo su allo sguardo attento, vestito con il maestrale sul 2025, e Ignazio Salvatore Basile, che invece si presenta da sul libro sicuramente ligure, ma anche un poco sardo cartaginese, tra realtà e fantasia, storia del sequestro di Fabrizio De André, dei Merangoli, editrice 2024. Insomma, già se passato su un altro tema, un altro ambito, insomma, dai templari passato a altre storie, a altro conto, a altre atmosfere, con il succedesse, il scrittore Sadro Alessandro De Roma. Bello, questo attovio del Pidessi, proprio bello, e si conta de questo, de commenti eis apparicciao questo bello attovio, pare secondo Alessandro De Roma. Alessandro De Roma è uno scrittore manno, è un scrittore di impolto, è un amico, e il suo a presentare nos a guiare in questo mondo. Allo sguardo attento, este su libero nuovo de Cosimo Filigheddu, este un'istoria ambientata in s'epoca fascista e tanto non aro attero che este di avere un'anteprima gusta in idesi che ride se conoscere dei te fai da
questo libro e torniamo grazie a Vinzas a su maestrale che nos ha permesso di presentare questo libro, ma Alessandro De Roma nos ha accompagnare Vinzas a conoscere sos'altro libro, sos'altro romanzo de Cosimo Viligheddu che ha descritto di abbero di vescio libro. Amos a fai dare Vinzas de Fabrizio De André, questo libro fai da su sequestro de Fabrizio De André, è un libro ed in Portugal amos a biere ite succedi di ite è successo in questo momento quando si cana piggiato a Fabrizio De André del vistato un momento di aberu meda veu de Fabrizio De André amos a intendere Vinzas sa musica sa scantonese con su gruppo e se vai e tanto tutto gustoso a Tobioso tenene un udema a vorte e tenere Vinzas non solo liberoso ma altro al momento innogheamos su gruppo e se vai con sa musica de Fabrizio De André invece a Mara amos calchi die innanti su 8 e su 9 de Santuaine un laboratorio per imparare a impittare sos colores pro dingere salana sos colores naturales. Storicamente este di aberu tantas cosas, este literatura, este contos, este policromo, beste dedotto. Per imparare a impittare sos colores naturales pro tingere salana e qui e dunque di aberu meda al momento so di vescio e in donida un momento particolare di vescio. Beh, mi piace di questa mistura, questa combinazione del linguaggio, su sa letteratura, sa storia, sa romanzo, sa musica, insomma, io adesso è bello me da ascoltare, non scetti canzoni, mi piace di commenti, si vogliono impari, su conto del suo sequestro di Andrea commenta in audio è stata una storia drammatica, me da questo anno, ha descritto canzoni, un album a pizzo proprio di questo contesto della vita sua, che da di Vinzas a capiamo ancora de Brusa a Sardegna e ascoltare le canzoni, insomma essere un momento bello che muove da sa gente, di emozione e di commozione, Vinzas a recordare ancora a Fabrizio De André. Insomma, su questo è su primo gruppo di Attobius che si fa in questo capo de Cida, passato a Cida Chiedi. Poi su festival storicamente sì, sono festival che hanno dei scetti, una spainatura geografica in porto, ma pensa a temporali, poi andate da questa città, a Chi Benedi, a Cida Chiedi, con altri attobius. Su 11, sabato 11 del mese la Dammini, in Monte Leone Roccadoria, in Savrazza di Sant'Antonio, a 4:30, un altro bello Attobio, storia, enigmi, immaginazione. Questo è il suo titolo generale di questo Attobio che ha da biri a Davide Cossu, che ha con suo libro Il Castello delle Congiure, Newton Compton 2024, e Ciriaco Offeddo con Stella Mea, Bessiupo giunti su 2025. E questo deniti, su coordinamento di Angelo Sirca, e leggitura di Dario Cosseddo, pensando un Attobio a 4 voci, vado suonare. Battle Boges, certo. Lasciamo su primo Fineghida, andiamo a Satiro Fineghida, Sundighi e Sudoighi. Torniamo a cominciamo con Monteleone Roccadoria e questo Attobio este a intro de un altro Attobio medamannu che si chiama da Piccoli Borghi, Nuove Energie, l'Acqua e la Roccia. Monteleone a vivere dual dies de Attobio di musica, letteratura e noi siamo a intro de gusto atteru momentu. Davide Cossu, Ciriaco Offeddu, Angelo Sirca este uno giornalista de Radio Barbagia, il suo este laureato in filosofia e nos ha da guiare a intro de gusto liberoso e de gustas arregionadas. Davide Cossu, Il Castello delle Congiure, siamo in su 1000 battoschentos. Tando este uno giallo e non aramoso atter, un libero enigmatico, invece se Ciriaco Offeddu, Stella Mea este uno libero che anda da Sardegna a Sargentina, che conta da semigrazione, este uno libero de realismo magico, este uno caso letterario, il bistado, un libero che da Uca in buca ha bendido meda scoppiasa.
poi appubbio uno scanto de videos de promovidura de questo romanzo e ci funt medas personaggios in questo libro, ci funt c'è una personaggia nareus una femmina bona, però c'è sti vinzas una femmina mava, zandus c'è sti vinzas custa aspetto prosu fantasticu, accappiato a sa figura de sa sorbile. Di fuedda da mi parri in sul libro de Ciria Coffeddu, insomma su questa cosa ma di minciati vicao, per questo motivo Istella Mea secondo me è un libro che poi di vinzas arribai a su pubblico pro giovane, poitta commenta sino tu il realismo magico e teni di mancare un pubblico un poco pro lato, una reso intergenerazionale, no? Fai damo sempre de romanzo storico, ma su romanzo storico può essere un giallo, può essere un libro di realismo magico e tanto anda bene tutto. Sono storias piccocas, piticas chi va che ne storia manna. Mm-hmm. Se queremos comprendere si storia manna, dobbiamo leggere queste storias un pago minores, che non sono solo numeroso. Se queremos comprendere si storia e si storia non spiega di davvero, non solo datas numeroso, no, certo. ma vinzas conto il minores, conto chi possono essere bellos, chi possono fare arriere, possono essere misteriosos, e tanto leggimos. E non che beste a poi Dario Cosseddu. Dario Cosseddu è un lettore di Aberu meda bravo, il suo buru è laureato in filosofia ed è un professore di filosofia. Non che beste un mago di filosofia. Beh, sa filosofia c'è sempre. Depende sempre, insomma, protagonista, no vago, coprotagonista, quando si fa in festival, pro scattotto, quando fa in festival di storia o di letteratura, ci deve essere sa filosofia. E Dario Cosseddu a leggere su libero de Ciria Coffeddu e de Davide Cossu, ad dare esaughe sua per questa pagina gai bellas. Bello, meda. Su doji della Damini, passaus, andaus a Patria, e iniziaus ai 10 mesi in sex convento francescano con Sattobio, storie di Roma e storie di Sardegna. Sandu seus attenni, noi pure dus ospitisi ominisi, Gabriele Tanda, contos de Sardigna Romana, mi sono da questo in sadro, vero su questo libro, edizioni Condaghes 2025 e Massimiliano Colombo, Il prigioniero di Cesare, che invece è in italiano, Newton Compton 2022. E questo è un attobio che ha coordinato da Salvatore Meloni. Interessanti poitta, cioè si vince questa rievocazione storica sul laboratorio Bovi Piusu che ad fare su Castrum la Crucca. Insomma, una bella varica cosa se da importo. Il libro è questo laboratorio Bovi Piusu. Come ti disapparicciato questo attovio? No che sospizzinno sana a divertire me da questo castrum, a imparare commente istaianas romanos, sana istire da romanos, a fare salotta commente sono legionarios romanos e sana a divertire me da. Castrum la Crucca sono di Aberu bravos, e sol fare una rievocazione di Aberu fatta commente si tocca da. Questo è primo e poi andiamo a cominciare con sul libro, con sa letteratura. Questo finza scusso su un tottu a Tobio de impolto, questo essere impolto, puitte amoso vinzasa su Saldu, Salvatore Meloni, su essere uno studioso, un storico, uno studioso, este vinzasa su nebode de Raimundo Biras, de sueta Raimundo Biras, e nos ha da guiare in questo scontoso. Va da essere una valte in italiano e una valte in Saldu. La valte in italiano è scusta con Massimiliano Colombo, Il prigioniero di Cesare est Vercingetorige, esumere de Gallia, e tanto amoso a fare dare de gusto personaggio, de gusto eroe, che su muro vidi un eroe, chi appellidu, ma vidi un eroe. E invece Gabriele Tanda est un studioso dell'Imbasalda, i su muro vaghe de su professore, e ha descritto contos de Sardigna Romana. Este un libro a fumettos o este un libro prosa spizzinnoso e prosa spizzinnas, e questo è un libro de impolto, este de impolto umano, fai dare su saldo, impitare sa limba nostra in solo col nostro, e tanto non podia mancare una balte de su festival dedicata a su saldo, a si storia nostra.
E su Sadro, non scetti su Sadro in una graphic novel, voglio suonare, in un libro a fumetti, poi questo esti bello poi arriba da, finché si proprio piccolo, esti mi pare di un attopio che con sul laboratorio e questo libro, teni di meda, nareo su savunna de attrai, e spiccioccheto, se spippio su proprio piccolo, poi de peus arribai finzas a issus, prusca tutti in questa sbiddas. Certo. Commenti via sonarendi, esti sempre proso problematico a doso nareuso a doso vai appassionai a sa letteratura, a sa storia, nareuso a paricciai a topius che appunto finzas a voi issus in questo mondo macco che si sopravvivendi. A Merì arribaus in Romana, stato sempre dominico, dogi della Dammini, in Romana il 5 e mezzo, in sagresia parrocchiale di San Madonna des Angelus, c'ha da essi trame storiche tra il 500 e il secolo breve, torrato su 900, chiaramente, con Graziella Monni, il medico di Caglier che è di Casteddu, su nomina Catalano de Casteddu, Solferino 2024, e Alessandro Perissinotto, monologo teatrale, rammendare la memoria, tratto piegato da San Romanzo, La guerra di Traversa, Vestivo Mondadori 2024, in Parisei su Simona Scioni. E insando su, questo esti s'ultimo dei attovius de storicamente, vado su nega serra da su festival in Romana e 5 mesi in questo luogo che è questa gresia de San Madonna de Angelus, essendo su Graziella Monni e Alessandro Perissinotto de ita anta regionale in Parisi con Simona Scioni. In noghe ad aghiare Simona Scioni, essa este una giornalista, este un'amica e amoso a faidare con Graziella Monni, amoso a faidare disimportanza del su Mediterraneo. Sa Sardegna este in su Mediterraneo, in su Chimbighentoso, su Mediterraneo vide attraversato dai sospiratas, chi enian andai Sardegna in Sardegna, ite succedi ad quando calchi saldo vidi fidi leado da questo spiratas, ite vine faghiada, este vinzas a unu conto di amore. Graziella Monni, issa este una dirigente scolastica, ha scritto due libros, due romanzi storici, e amos abire ite nos contada in romana in bezzese Alessandro Perissinotto, ad affaghere un monologo teatrale, issu ad anda da Sasola. Questo monologo teatrale, rammendare la memoria, este pigau da su libero La guerra dei Traversa. Siamo in epoca fascista, in su 22 in Torino, ana occhidu meda gente, meda antifascistas, e tanto amoso abire questo momento privato come intra da in storia manna. Este un piccolo di storia che non si conosce meda, forse si este un primo momento de violenza fascista e non si va da meda de questo momento. Siamo a Torino in su 22 e tanto Perissinotto a faddare de gusti storia. Perissinotto Zuluni di Treghi, Zuluni sia poi andata in scuola, e tanto Raffaella Fanelli su Battoro e Perissinotto su Treghi. Fanelli e Perissinotto in sul liceo de Potumaggiore. Prova a dare con so spiseddos e con sa spiseddas, sì, so spiseddos e sa spiseddas noi dai a noi si andiamo so noi si dai a issos. Ingunisi de piaus arribai proprio. Poi questa domanda ti ho lì a fare dell'importanza e dei suoi valori del suo romanzo storico o indì de commenti questo romanzo che non è un romanzo scelto insieme ma pone di impari sa storia finza del suo conto inventato, però proscattotto basato a contesti storici oppure può essere un savio storico, però mancai furriao a romanzo, poi tacci di punti medas finza sa scritto Saicci e commenti una romanzo di Aici itta si può dire ancora contai, itta si può dire ancora nice al romanzo storico in questo momento storico e ai generazioni dei moi, spiccioccato su dei moi.
Si storia est una materia di aberu bella, bella bella, ma sa letteratura tenede un impoltu più il mannu, ca resessidi a non faghere comprendere mezzus itte ha capitadu in sas atteras epocas. Si cherimus comprendere di aberu unu fatto istoricu, devimos leggere sul liberos, sul romanzos istoricos o abbaidare sul film. Sul film e sul romanzos istoricos sun fatto il bene, casi sun fatto il male non valene. Ma si cherimus comprendere, si cherimus chi sos piseddos s'appassionene a s'istoria, devimos faghe leggere a issos sos romanzos, ca in cui beste s'avventura, sas istorias de amore, sal guerras, beste tottu, beste totu sas cosas pro faghere affascinare di aberu. Si cherimus chi cumprendan s'istoria e faeddan a noisi e faeddan a issos. Custos sun tempus unu pagu malos, naramus. Totu sos tempos non sun onos, custos sun finzas unu pagu pius malos, ma sa letteratura tenede di aberu un impoltu mannu in sa vida. Este un momentu de divertimento, de svagu, un momentu in cui sa gente attobbiat si chidi a faeddare, este de impoltu mannu a leggere di aberu. No, e poi mancai a contare un contesto storico attraverso questa letteratura, mancai di pica de bruso si interessu de spiccioccheddus s'attenzione, poita tu sei contenti come te si naudui in una forma che esti brusu amena, pro fragili e mancai di savarra de brusu. Io penso come ponnai a un romanzo che diventi una fortuna manna in Italia che si stetti M. Sa tetralogia di Antonio Scurati che ha vinto Vinces sul premio Strega nel 2019 mi pare di M il figlio del secolo che bessi documenta a romanzo accappiato questo momento storico con questo personaggio che pure però furria da medas a contesto e pone di impari finzioni e storia e non si comprendi di iniziando su callifonti nelle sue sconto su reali si è questo inventato su sti bravo me da maneggiare questa materia e vinza se sti attraído criticas de schianti ligius al romanzo, poiché non sempre si stetti graru su punto di vista e su sa ragione e vinza sa lingua, sul linguaggio che su ha di imparò in sa romanzo. Tu da si ligio o si più sa serie mancai. Poi usa serie, e se una serie fatta in emeda, ma beste qualche errore, e da istorica tinaro da qualche errore beste, tanto. Come siamo faghinde in scuola a sa prima guerra mondiale, sa guerra manna, ed è un anno a sos piseddos e a sas piseddas, leggide un anno sull'altipiano, abbaidade sul film de sa guerra, si la che di scomprendere di aberu, leggide sul documento, so dedando, e leggide un anno sull'altipiano, casi nono su un numero, su un logo, certo. Ma non bappetta, non baccoro, non bannudda, e invece se sa letteratura e su cinema fa che gusto, pone petta, pone coro, fa che sa gente era. Pone sangue, certo, e tanto si comprende in mezzo, e questo è impoltu del suo romanzo storico e della letteratura adotta. Io credo che finza trusca su cinema e moi si spiega de bruso sa serie televisiva, poi testi uno formato bruso nareo sul leviu, che si può di consumare in dispositivi differenti, in trastos differenti, iniziando su finza si spruggiovano, su politica stiamo una serie storica, mancai ci fu errori, si commenta si nao due, però arriva da votti questo messaggio. Io penso a una serie come M de Joe Wright, che tiene di un attore come Luca Marinelli, che di da Castiandi di messa a macchina da presa direttamente iniziando su gusto arriba da questo via da Mussolini in sta serie non è issu chiaramente, però questo messaggio di Mussolini a oggi tiene di vincere valori una forza pro manna, io credo, e metas cose da poter su vincere attualizzare. E su pure donare, questa serie mi piace a me, da poeta di posto già parecchie cose, parecchie aspetti di fatto attuali, sì, non punti scetti storici, questo secondo me su primori di questo romanzo storico e di un film storico sti proprio questo si fa dovrei regionale non scete a pizzo di questa storia ma a pizzo di questo che è succedendo in noi
che essa storia si narra che spiega poi torre succedi questo che non esti che questa storia è ciclica come ti scisi tu bene de professore di storia insomma tutto questo che sti già succede si può tornare a ripetere. E certo, e su essi di da esa balte de Mussolini e fai da noisi. Questa è una serie di davvero bella, è de bella abbaidare, de abbaidare. è su stradora, voi ti vai da timmini. Seguitemi, anche voi diventerete fascisti adesso a un certo punto i temi da pisinnai pensando so bene se us arrivato a questa serie televisiva partendo storicamente che esti su festival letterario apparicciato del Sassozi Intercomunale Isperas che zavetta da partire de su 4 de su mese la Damini e su programma undi da cattauso Lucia Su programma este in sol social de Isperas, siamo in Instagram e siamo in Facebook e tanto seguite Isperas in Instagram e in Facebook in ue agattades di Aberudottu. Questo festival è stato fatto grazie a s'unione de sos comunes de sue dei Danoa e a su comune de Semestene con su patrocinio della regione Sardegna. Questo è Vinza de Impoltu. certo tocca da dare monai Sempre. e insando su Deo, ti do grazie a Lucia Cossu, poi si donao di aderas a una sprecatura bella completa di tutto il programma del suo festival storicamente, Deo creo che le persone che santi seguiu in modo denti una idea più completa del suo programma e di te aspettai ed andai a visitare in questo bello territorio, in questa Bittasa iniziando a ricordare su festival storicamente del su 4, 5 del su mese della Damini e 11 e 12 del su mese della Damini i Bittasa punti da tutto Rausannai, Villanova, Monteleone Mara, Semestene, Monteleone Roccadoria, Padria e Romana. Montissesi. Sese Selbidas, a bosisettamos su battore e su ghimbe, sumdighi e su doighi, benidega, azisi agattare biddasa bellasa, garigasa de storia, de cultura, de archeologia, si mandiga bene, si buffa bene, esa letteratura este su programma de Impoltu de Custaldiese, storicamente. Grazie a Lucia Cosso e grazie a vosaltros se varrà un noso vince a questo momento però come decidesi sempre c'è questo momento dell'agenda dei eventi insando noi vadeus un vago de promemoria dei eventi che si avvettano questo a capo de Cida e Cida Chiedi insando su festival del San Romanzo Storico storicamente su 4 su 5 della Damini e su 11 su 12 della Damini insando sa letteratura del San Romanzo Storico passausu a su Festival de Fotografia Bifoto Fest, sa gita passata io sottopiavo a Stefano Pia, che è uno dei organizzatori del suo festival, che si va di su 3 e su 5 della Damini in Sabida de Moguru. Lucia, c'è pure tu non vuoi andare, vuoi tasesi in un'altra bidda, no, ti vedrisi, però scippia staga is fotografie del suo festival a Varrante in Moguru, iniziando su quando vuoi, poi andare. E io poi andai a tornare a vedere fotografie che avevano punti patrimonio della bidda di tutta questa comunità di Demogoro. In occasione del Sade 21, giornata del suo contemporaneo, promuovia del Sassozio dei Musei d'Arte Contemporanea Italiani, Sadurri des Elefanti, sa da lui de immagini e contus, quest'ultimo ottobio della rassegna in verticale, questo deve essere sabato su 4 della Damini, dei 8 a mezzanotte, Messadurri des Elefanti de Castel de Susi, insando su sagenti si vodi accostai in Gunisim, in su Bastione Santa Croce e Biri sta sul muro del Sadore des Elefanti che si illumina da delle immagini de fotografie e antessi insando su de video installazioni cartolinas de sa Sardigna antessi che insando su vurriant su monumento in uno grandu contu comparzio. Su progetto esti pensau
de sema dess'assozio per la valorizzazione del monumento de Casteddu, curato dell'assozio culturale Gesto, Segno e Disegno, in collaborazione con la Cineteca Sarda, società umanitaria che per questa occasione ha aperto i archivi audiovisivi e proprio per porre in pari su passato e su presente. Dunque adesso è una bella occasione, non c'è tipo tornare a visitare questo monumento di importo in Casteldesùs, ma penso che può dobire vivi in un altro modo, con queste immagini. Pensando in noi passaus a Susetti della Dammini, a Mattisi Setti della Dammini, quando in sul Lazzaretto Sant'Elia de Casteddu, cioè si sta presentata dessa romanzo L'estate delle comete azzurre de Pier Giorgio Pulici e Daniele Serra, che ha besti di poca meno edizioni, in s'ambito del su Festival Liberos, perdonami Entulas, apparicciò del Sassozio Liberos, e con i autori Ciantessi, Alessandra Ghiani e Laura Fortuna. Questo è uno bello romanzo, vita pone di impari, sta scrittura di Pier Giorgio Pulici con i disegni di Daniele Serra, adesso bello meta, ad un ligge, a ascoltare questa presentata che ad essi, Matti, Susetti della Damini e se mesum in sul Lazzaretto Sant'Elia de Casteddu. S'ultimo de gusto sattobius che si ho alla Remonai, sa da fai in Salighera. Poi si serra da domenica su programma del su festival Sant Michel, che è su festival dedicato a suo patrono, su santo patrono de Salighera. È un festival gusto, ma non è distinzione in su mese Capodanni, si sigue tutto su mese Capodanni, sarà dei moi, con uno spettacolo di teatro che si serie da Enrico, poi Berlinguer, a in curo dell'assozio La Luna nel pomeriggio, e iniziando in su teatro civico de Salighera ai 7 de merì c'è adesso questo bello omaggio teatrale a Enrico Berlinguer. S'anno passato è un bello film di Andrea Segre a pizzo degli ultimi anni, degli ultimi 10 anni della vita di Enrico Berlinguer, che si chiama Berlinguer, la grande ambizione, e poi andavo a Salighera per quest'ultimo ottobio del Sant Michel Festival, vorrei ponere ancora una volta a Enrico Berlinguer. Do grazie a Lucia Cosso che sta parlando con me Vince Seimoi, si do grazie a vosaltros a Regodendi Siga, chi o lei si segnalai eventos, progettos culturali, che si sia da spettacolo, si potete iscrivere a sa mail eventus@rtsannova@gmail.com e noi siamo contenti, preciosi di donare sceda in noi in Novas. Sarregodo che si dovrà sapere ci da chiedi con un altro topio RTS Novas, buon numeri a tutti e un saluto. Grazie a Miriam, adios. Adios, grazie.